Questa vaina è stata con giudu della Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22. Amigos caros, con arrastus torraus a questionare de ballus, questionare biri ballus e conosci mellus questa bella vaina che vadeus in noi in Sardegna. Ad ogni gira si seguiu andaus a ciccare il logus, onde c'è questa bella ricchezza, questa bella tradizione, a pizza e sonus, a pizza e ballus. E oggi siamo in un'altra località di Portumannu, vostra terra nostra, siamo in Ozastra e sa bravagia de Seulo. Dunque seus attenni Foghesu, Tertenia, Seui, dunque da tutta questa zona eus a viri commenti si balla da oi, commenti si balla danzando, tutte queste cose che d'ogni gita con arrasto noso si contaus, s'aggiudant amigos che beniti sempre a sagattai, a s'aggiudai a comprendi mellus queste cose che teneus commenti a ricchezza manna. E dunque mi piace subito a salutare in noi, partendo proprio del Vogheso a Sebastian Lai, sta sozio Silvana Coni, de Saprolocco, ma bella cosa scavadesi a pizzo e organizzazioni di Osattos. Poi in Seui sa sozio è dedicato a Santa Lucia, teneus una coppia che da baddai, ma eus a questionare della questa cosa con Giovanni Dessì. Grazie a vostra pazienza e voi si vengono in noi a registrare questa trasmissione. Mi piace in me da su traballo che avanti intertenia, ma ricordo che in abogavo a pillu, tutte cose, a pizze su bistiri sardu, proprio cose antica, ma in scuola della UNEDA, in scuola de Viciocchetto, soprattutto cominciai a fare entrare in sul mondo del subballo. Dunque, grazie a sozio di Santa Sofia de Tertenia con Luana Piroddi. Beni a Luana. Grazie, noi si intendeu sempre in suo telefono, si poteva dire e questionare in pari di queste cose. E torno grazie a Andrea Locica, ad aggiudare a comprendere sul serio questo logo di Sozzastra, Tonino Leoni, prima con Sassozio Sonus de Canna, e poi con altre organizzazioni, ma sempre con esperienze a manna, tutta la circa che ha fatto a pizze sul logo, ha pubblicato libri e tutto canto, di questa zona cosa sua, pagina a questionare. E andiamo a questionare con Cristiano Canivuru, che ha portato documentazione storica di questo logos. Su ballo senza su sono non esiste, di mancare con sa voce dei somini, ma noi teniamo su due sonus. I sonus de Canna, de Unnau, intertenia, c'è questa bella tradizione di accompagnare i ballos con i sonus de Canna e ad suonare Tertenia Alessandro Capizza, grazie a Tuiburu e Sivegno, e invece si può Foghesu usa una bisarmonica, un suono un particolare, che è bello quando fanno professioni, su queste cose, e si vuole suonare i camminanti, dunque si torna grazie a Gian Vincenzo Mereu, che ad accompagnare Foghesu, ma si ha donare i sonus po Seui e Totto, e infatti Santa Vaddai e Santa Faibiri, commenti punti i spassi su ballo Cosanzoru, partendo proprio da Voghesu, Funtivegnius, Giuliano Trisciani, tornavo grazie a Giuliano, Alessio Lai, grazie a Luciano De Pau, e poi tutti i femmine, Sara Murgia, Simonetta Mullano, Carolina Pragiolu e Irene Lai. E noi siamo a Foghesu, invece si andava a dire che in Adabaddai si fa il bisu basso de Tertenia, e c'è adesso Francesco Boi con Filomena Floris, e poi attenni modo de torrai grazie a Giuseppe Mereu con Dela Aresu. De Seui, Vuntibenius un Tresi, Lorenzo Loi con sa Villa Viola, e poi c'è adesso Beatrice De Sì in Santa Faibiri e Suvasso Seuesu. Prima di cominciare però a questionare, a ragionare, a intendi
tutte cose che scinti de ogni vita ansoro, mi da pragi intrai sempre in maniera fungura pizze su ballo, grazie a sa registrazione che ho fatto con il suo professore Bacchisio Bandino, antropologo, che ha scritto un montone di cose, a pizze tradizioni cosa nostra, a pizzo de saggenti de Sardegna, commenti, bivieta, is tradizioni 78, e dunque provincia con su ballo, e sarà questione mancare di sa modernità, di su ballo, di su spettacolo, di sa presentata che va in badadori quando si presentano in su ballo, dunque sa tradizioni dei tempi passati, ma sa tradizioni di oggi, come si vive, insomma, sa dannare uno scanto cosa da importo umano, intendevo su professore Bacchisio Bandino, poi cominciamo a ragionare noi. Oggi candidiamo su ballo si presentata, dunque siamo su il tempo del spettacolo. Si presentata, sono in riga e poi cominciano a ballare e anche su ballo turno. Chi si può seccare ballano a 2 o 3, che la comunità oggi è appunto aperta. Prima io commento un nucleo e già sorbita il giraiana intorno di questo nucleo di comunità, il suo primo Novecento. Quando la modernità ha cominciato in questo giro del suo mondo, ha cominciato a entrare dentro del suo nucleo principale, della sua idea, delle sue abitudini, delle sue costumanze, e l'ha aperta. E Tanno è diventato un villaggio locale e villaggio globale, come te conta Mialino e Crapino, Michelangelo Pira. E dunque su ballo si devia adeguare a questo modo nuovo di vivere, che su ballo è un sentito vitale, come te cambia la comunità, cambia su sentito, cambia su modo di dire queste cose, cambia il linguaggio del corpo. Sull'imbasso del suo corpo nostro è il diverso, è il giusto che sia diverso che siamo in cammino e camminando, ponendo passo, scambiata, sentito il ragione del sassente e dunque quando balliamo noi siamo sentito il differente e non sono mensos o peu de esos anticos come tenaran certos, no, sono nostros, sono de oggi, ballando, noi lo sentimos in un sentimento nostro di oggi, la forma attuale del tempo. Babbo e Manneddu meu lo sentivano in una maniera differente, che differente in sentito se raiones de tanno e su cura del suo tempo. E dunque è il bene che su ballo, il bello che su ballo oggi sia, è il bello, è giusto che sia gai, che ogni comunità sa esta e su ballo la vivete che so sentito suo. Beh, mi pare che una cosa troppo bella, regionai e pensai, aiuta a pensare come ti via da insando su ballo e come te stai. E intanto proprio intertenia. Tu e Luana Denisi a ricordo su conoscenza, si è fatto gica, pizza su ballo. E come ti cambiavo, intertenia, come te su ballo vuoi e come ti via da insando? Si è cambiata qualche cosa, a pizza su balco, de sabrazza a su balco. E tanto prima badanta me da in prassa e si chianta me da sa musica dei suoi suonatori. Intertenia e connota po tenni bravo su ballerinus che appunto si chianta sa musica. A oggi noi cerchiamo di portare avanti questa tradizione. Con nuove difficoltà, perché spicciocchi non sono più abituati a ascoltare questa musica sarda. La differenza, secondo me, del ballo in prassa a su ballo a pista su palco è che ormai a di oggi il gruppo su punti diventato più che altro po' vai spettacolo. Questa coreografia serve di buon gusto a sa di oggi. Ma vosaltros vadesi, quando aziasi in su palco, vadesi questo movimento sincronizzato su figure, che provaisi in sede e tutto, in tregida. Sì. Ah no, dunque i ballos de osatros funti,
spassos de sa prazza, ma in Portato a movimento pista in palco, a entra una coreografia. in movimento che si inventava osatros, Esatto. ma fai bruso i spettacolo. Tu vedi un meta, può vai biri vince se stiri, tenendo una unenda, meta manna, meta sa coreografia, sa punti vatta, può fai biri se E stiri. come ti narrata su professore Bacchisio Bandino, che appunto poi sa tradizioni pure su spettacoli, in su palco, tocca da fare questo movimento, questa ascoltare. Ma in Foghesu pure sta Icci, osatros è fatto coreografia, o torrai a portare in su palco, su ballo, che in movimento su acciunto su Naraus? Allora, de Foghesu non cambia da me da adesso che hanno Luana intrattenita, poi con suo tempo si è cambiato sul modo di andare in prassa. In prassa del suo gruppo, la differenza è che poi hanno pure come gruppo tendevo a fare questa coreografia post esibizioni, ma su passo non è cambiato di quello che si fa in prassa. E su stesso de sempre, è tramandato da babbo un figlio. Noi come gruppo ostento sa fortuna di tenere un calincuno insegnanti, casagata da ancora, a Vittorio Pistola, centenario su De Foghesu, che 102 anni se tenne, 102, che De Piccioccheddu devo pure appunto sa fortuna con Simonetta, che è stinnoni, è stetta a mesta mia, si usa ancora, si provvenda a seguire, teneo Piccioccheddu, e questo è importante, potrà mandare. In Foghesu come è che ballano de pruso? A suono de canna, fisarmonica, in moi, In moi questa situazione noi teniamo su due suonatori, uno de canna e uno de fisarmonica. Gian Vincenzo che apprende de su Pardino, su Pasquali. Ma Gian Vincenzo esso è medestroso mentre fisarmonicista, poi vai di spassus e nodas che si conosci, che srevinti, poi vai su ballo. Però ogni volta il capo di ornare, l'architettura cosa sua, dispone di impari in maniera differente e tutto quanto. È una bella cosa che va. Questo poi noi ostento una musica registrata, ma è una musica tramandata. Ogni suonatore pone del pago del su e questo che ha fatto Gian Vincenzo, questo che ha imparato del suo Pardino. In seguito oggi si balla da un prazza, vostra vesta manna, questa cosa, o è scelta una cosa relegata sul gruppo folclorico? Come te? No, in seguito potremmo che noi teniamo una certa sprombanna, se avessi su grammo, accanto potremmo rientrano da tutto se vuoi che vanno a Castello, che ci da Pariccios, e questa festa è connota per proprio sa gente torna a intendere, a intendere sui sapori, come si vedono tempo, su ballo sardo, tutto su piazza, si spaziai, a favore di su periodo questa gente si spaziava tanto, rispetto a questa scesta proprio nodias, può fare in modo che questa gente si spaziava e tornava a doviare e di questionare le cose passate, le cose presenti, e giustamente del modo in cui questa ida sta andando a cambiare. Poi questa ida pure scambiando automaticamente il spopolamento, a una volta a dare per spago giovani, a noi come gruppo giocare questa scelta proprio di coinvolgere questa gente, a parlare, che su ballusare è una cosa nostra e non deve più sperdere. Poi non si porta da un segno di riconoscimento in suo tempo e speriamo che duri in suo tempo e che noi ci siamo e potremmo dare un segno in questa terra proprio per lasciare queste cose. Er giovani sono maguri che accolgano e dubbiano come una cosa seria, poi su nostro ci siamo balleos che come poi tenemos questi valori. Chi non teneva tutti i valori siamo uguali a tutti e quando diventiamo uguali a tutti non tenere nessun significato questa cosa. Per cui noi dobbiamo sempre distinguere da una da un'altra, no? Va a pochissimi chilometri, però su modo dai nostri confronto a Ossassa, confronto a Sadali, confronto a Seulu è diverso. Strano, ma pur la distanza è minima. Sì. Però questa cosa deve andare innanzi, il giovane deve comprendere che perdi queste cose
antiperdi tutto, e non si deve perdere. E proprio dai giovani se ne usa questionare dopo con Sebastian, con Luana, Gaissa e tutto, con me da impegnato proprio con i giovani, cercando di rispondere a interesse, a sozio, poi ti fai comprendi, non scetti poi ti fai battaglie, ci vai a passare su tempo, ma poi ti fai comprendi che lei si importa umano cadene di questo aredeo, questa tradizione cadene un noso. E ma voglio domandare a Andrea, sicuramente su ballo è cosa che interessa, c'è sempre un dibattito aperto, no? A pizza su ballo, interessa a me, a persone, ai comitati organizzatori delle feste, ai comunes, ai associazioni e tutto, ma c'è sempre una gicca e tutto a pizza su ballo, ci vuoti tesi di laurea che vuoti fatte proprio in questa moda scadene un noso. Tu sei agatta una, mi pare, di tesi, che da proprio dei ballos in Sozzastra, mi pare di Riccardo Virdis, no? Contami pago ita conta di questa tradizione. Allora, Riccardo Virdis è stato uno studente dell'Università di Castello e ha presentato una tesi di laurea in anno accademico 67-68. Questa tesi di laurea è stata arregotta da Luisa Orrubo di studio di cosa sua. Riccardo Virdis ha fatto uno studio che riguarda appunto sugli astra in Ibiza della Nusello, Ceri, Barissardo, Girassole, Lozzorai, Triei, Baunei, Talana, Villagrande e Villanova Strisari. Insomma, ha contato di questa vita quanto riguarda su carnevali, su bani, come si viene in Spagna in diverse vite, come si viene in processione, sulla Candelora, posto tutto. E ballo? E ballo pure, quando questionato dei festas, a Savine dei festas ci via sempre su ballo in ogni comunità, come narrata Vittorio Angius pure in questa regione, in Sogliazza si balla a Meda, po' tanti cose, a Meria, de notte e a mangiare pure, a iniziare su ballo. Stata Giudai Cristiano puro a ricordare qualcosa del Sangius e con Tonino e usentrai sempre in maniera meda funguta a pizze questa cosa, ma in moi e ma volli cominciare a bere come te su basso e noi, siccome ne ho questionato su basso de Fogheso e de Tertenia, cominciavo a comprendi in Fogheso, accompagnato da su sono de Gian Vincenzo Mereo. Sebastian, su assetto, tutta è un ballo serio, un ballo lestro, una danza, Su vassetto è su ballo che vedo su bida, su ballo principale. Ma su ballo di prazza, su ballo del ballo serio che si vede in prassa, è particolare su mese di Capodanni, su d'oggi Posanto Salvatori, e noi fa che iauso e se seguendo questa tradizione di spanno. Su panno è legato a su ballo poitta, Moi pago se perde a questa cosa, ma se via da una gara di ballo, Narantaici, ballo sardo, a su premio furia da su panno, una ruggi de canna con una stoffa, veniva donata a su migliore ballerina Saida, commento premio. Prima furia da valori a tenni stoffa poi vestimenta, insomma. Un ballo serio, su passo dubbio su noi. Luana, questa vaina si fa in Tertenia pure, no? Proprio a maniera, con su panno, si donaia, si portava in professioni. E ne ha fatto poi festa Mannasa. Non può capitanni, no? Santo Perdu. Santo Perdu. E Santa Sofia, che è stata questa manna che viene fatta in vita. Santa Sofia è San Paradora di Tertenia, no? No, è San Sebastiano. Ah, San Sebastiano. E sa festa da quando, manna? Sa festa Santo Perdu e ne ha fatto prima su mese agosto. Santa Sofia e ne fatta tuttora sul mese di settembre. E questa gara, se può fare bere abilità dei uomini, si mancai.
principalmente i uomini, però orientissero che organizzante i ballo. Si c'è veramente vince sta femmina, guardai. E via, una gara di resistenza, a chi ne balla de bruso, a chi ne balla a mellus, a chi ne fa dia da bruso cose inventadas, fantasiose, come te? Questo a Danta, principalmente... Chi ne vincia? Voi ti vincia? Cioè, quali via questa caratteristica, questa qualità di quando piantadenni può vincere una gara? Questa qualità del suo passo. Del suo passo. Chi ne si chia da meglio su suonatori. Ah, ecco. Questo vuol dire su ballerino più bravo. Ah, bene, bene. E dunque cambia su passo a seconda dei nodas che va via su suonatori. Esatto, piantate in questa capacità di devono infatti su suonatori. E poi io sapere se i patatori di Voghesu e poi a rispondere con i spassos ai sonos che ha da fare Gian Vincenzo Mereo. Domandavo un po' pregeri a Giuliano, Alessio, Luciano, a Sara, a Simonetta, Carolina e Irene, se si rivolti ti pesai, si fa intibire come te questo passitto, questo ballo serio. Ah, tu pure, è vero, se basta detto, devi va dai. Non a raccontare i scetti, ma sa da fare bere come te su basso. E io domando a regia, può pregere, si può di fai bere di tanti in tanti, si proprio il coppia differente, dai ci bieso, a intro del su ballo e tutto, commenti ognuno si bivi su basso cosa sua, e commenti a risponditi di ognuno dei essi ai sono su dei suonatori. Grazie a vosato, dunque io più bene come ti punti passo su del ognuno.
Beh, mi piace in me questo suono che ne vestivo a fuori da questa fisarmonica, che è una fisarmonichetta, che tu bacio stenedi. A pochi. Che tu punti. 40 baci, e che da fare un organito, ma invece è una fisarmonica di studio, di accompagnamento, poi commensai, ma gesona ci si va di intendi bene. Cristiano, proprio in Ogliastra, arremonavo prima San Gius Casalis e tutto canto, e si conta proprio di questa cosa, dei uomini che cominciano a parlare, esatto. Che femmine, e dunque si è tornato in questo che viene Luana e Sebastian, a pizza sa gara, sa moda, si fa bene come ti fianta bravo, sa parlare, no? Sì, Ottavio, San Gius scrive in mera poi sbidas de Soggiastra, Polanusei, per esempio, scrive che su ballo cominciare con i uomini e i femmines andando a posti quando i uomini sbagliano vari giri, seguenti i femmines. E quando i femmines andano con i maschi, seguenti i scogliaus e tutti gli altri della comunità. E su ballo andare in questo modo, sempre a passo lento, sempre con suono di canna e con una borta pure con su canto. Proprio con i suoni di canna, che sono nomini del Sassozio e Totto, no? Sono di canna, questo assozio che ha fondato, quando è che nasce questo assozio, Tonino? Beh, Sassozio nasce nel 1978 come attività e formalizzato una riusaici 10 anni dopo, nel 1988. Ecco, con questo assozio, usato è fatto uno scanto documentazioni de ballus e de vainas e tutto, che si varia da cantus, de festa, cantus in cresi e tutto canto. E tenere mera documentazione fatta proprio in Ogliastra. In Foghesu, mi pare, in 1994, e ti è cambiato, tu che sei attento a controllare come ti punti spasso, in questo 30 anni, di questo filmato che stai fatto in Sandos, con Sonos de Canna, con Sergio, non so se si da girare proprio isso e tutto, e come ti è cambiato questo 30 anni su Asso? Questo che vedevo su di girare Deo, dopo fatto Deo con questa telecamera mia. Beh, tocca andare su Russo che questo traballo noi siamo arrivati in Ogliastra pure poita, perché sempre quando conoscevo i suonatori, quindi conoscendo a Aurelio Porco, dunque io ho fatto questo tipo di traballo e fu capitato questa occasione che io partecipavo a un convegno che si fu fatto, mi pare che sia in lui, mi pare che sia Marina di Gairo, ma non mi ricordo bene, in 1994. E fu capitato che appunto invitato a parlare anziano su di questa zona. Tenia per desde fuoco su Bruso, ma non era che anche un altro pure ci via. Poi ti avvesti in una razza, in una domo, no? Sì, no, è una terrazza di un locale in cui accanto ai mari, insomma, non fiavo su saida proprio, ecco. E ci via uomini e femmine, scoppie, sanaraus, dei gente che sciava da in Sandos. Fatto anziano, su questo periodo, quindi penso che noi non riusciamo che si accattino ancora, non credo però. E io sono santi fatto biri, e tu da documentare come ti via su basso un Sandos. Io su Bardanta come tanti esempi con noi. E sa domanda se regia demandai dai trasmetti questo filmato de Foghesu, ci poi domandavo a Sebastian se è cambiato anche cosa in 30 anni, proprio a pizzo del su basso e tutto, dove stiamo su bene in pari.
E ho visto che è proprio bello, mi pare che hai fatto un noi, no? Ha conosciuto Ottavio e poi l'altro forse si chiama Antoni Boi. De Ottavio ha appreso finché se deo pago. Si nota da questa differenza tra uno e l'altro perché uno incrocia da l'altro no, este su stesso ballo. Noi come gruppo io sono pago standardizzato, si può dire, però su ballo è così, insomma, sta parlando così e tutto. Che così io vedo, è un ottavo che forse sì, proprio per questa registrazione, diventa tranquillo, svaziato, non è che hanno fatto troppo movimento, no, è una cosa... non penso che fosse per questa registrazione, no. È che il badante di Aici, che diventa sempre il badante di Aici. Non penso che non lo sia opposto se nessuna... Non è che tanti più un sacco ne presa, no. È da posto di morire. No, si vede che quanto abituato va dai. Bene, dunque, no, poi è un ottavo che hanno antifatto, non antifroriggiato mera, proprio hanno antifatto su passo serio una causa, no? Certo. E così via. Certo. I tollinai ballai oi, cioè questa è questa cosa che si domandavo sempre, tenevo una bella tradizione del ballo, ma a noi stabilitari oi poi si balla, da calesti sa motivazioni che si porta a ballare, i associ su, i festa, o poi di adere su, intende usare intro questa cosa, Luana, poi tu, oi, visto che tu... A oi vado perché mi fragile intendo ancora questa cosa della musica sarda. Tant'è che noi siamo una famiglia di ballerini, sia mio badata, poi tu mio badata e figlio mio badata. Non sappiamo mai imparare a badare. Danti conosco in domo mia, e niente con noi e anti apprendo a ecci. A sadie oi, su ballo in prassa, non è stipruso come prima, poi ta vince se in festa e scommittao su tendi a portare altro. Noi devo a sadie oi sigo tu portai innanti, perché tu tengo a entro, come passioni, da porto in sa famiglia mia. I giovani che si avvicinano a noi, funti giovani appassionati, più spago ma funti appassionati. Si deve di giocare e convincere pago de pruso poi festa a far comprendere che questa tradizione è ancora importante e serve a tutti per comprendere le nostre origini. Sanno una scanto cosa di Importumanno, pure l'antropologo Marcello Marras dei Larzi, ma è direttore di Sunla de Aristanisi, che ha studiato bene tutto i ballus, più presto della zona sul centro della Sardegna, ma è su questione dei ballus potevano dedotto sa terra nostra, non tendeo spago compari, Marcello Marras. Questione del ballo oe in Sardegna è una cosa importante, cioè è una cosa che la gente ancora oggi è un momento di aggregazione, la gente si azzappa in pari, in mezzo al loco, finché si invita in un po' tempo non si è più ballato, in questi ultimi anni si è tornato a ballare. Certo, in suo tempo di giunta stata trasformazione, non potevamo azzappare, ma in nessun luogo noi azzappiamo sul ballo come via che anni fa. Poi sul ballo vivere in pari con la gente e cambia. Però la gente si attobbia ancora, può ballare, in tutto in Sardegna. E va bene la situazione del ballo, proprio del ballo di braccia, senza pensare al ballo del suo gruppo folcloristico, che è importante perché da giovane impara il suo gruppo a fare il passo del ballo dei solo. Ma finché si scuola del ballo, che due giunti, cioè sì, due gente che vogliono andare a imparare il ballusardo, che narra che il ballusardo è ancora meda sentito da questa persona. Faccio questo esempio.
ogni volta si nada quando arriva qualcuna moda nuova del ballo, però questa cosa da chiudere sul ballo sardo. Se noi leamo si comincia da sul 1900 fino a oggi, sul ballo sardo sono sempre stato minacciato di altri balli. Quando è arrivata la polca e il sudango, la gente narraia questo ballo civile anda a chiudere sul ballo sardo e sul ballo sardo sta barrao. Poi sta arrivato su twist, su buchi, su rock and roll e arrivando a vita in savrazza, si balla prima uno e poi l'altro ballo. Sul rock, su buchi, su twist si parecchio di sprazza, su ballo sardo e sta barrao. Poi sta arrivato in anni 70 dove via, vinse la discoteca in sprazza, si ballaia e si narraia sa doppia cosa. I tegerzonarde, si su ballo sardo e sta barrao, con un scambiamento che ha dentro il suo tempo, che non narra che è qualcuna cosa che so sardos intendente. Finza sono giovane di oggi, poi te questo giovane, che io bio in tanta idas che ballano, sono proprio giovani che sa che lavora o su sabato, andano in discoteca a ballare a terra cose, ma quando si suona su ballo sardo in vita solo, di aggrada a ballare. Poi te è una cosa della propria comunità. E chi marca vinza sul fatto che io seo de gusta ida, e ballo di asiche. Questo è l'importo che narra Marcello Marrasa, ma se in questa idda non si balla più su un prazza, si anda a scuola del ballo, no Cristiano? Certo. Tu hai fatto questo servizio, potevi un'ai, no? Che chi non balla sul ballo un prazza e sì, mancai di certo. questa bisogno, questa gana, questo disagio di ballare sul ballo sardo e te vai ad andare in scuola del ballo. Certo, devo essere fortunato perché il primo passo dopo fatto in questa barbaggia in Seulu, mi imparavo una zia di un compare mio. De 30 anni fa a oggi, ho conosciuto mera sballo, sono andato in mera prazzasa e ho imparato questo sballo. Che questo sballo sta gente dopo li fare e devo circa 15 anni fa ho cominciato a fare i corsi di ballo e questo che conosco logicamente. Anda bene. E a un dia si scuola cosa tua? Ne tengo 7. Sette scole, mamma mia. E come ti fai ad saccuridotto se non riusci? Ma bella so sperdere. Tornavo su Intertenia, visto che con Luana è questionato di Sassozio cosa tua, è questionato di Spiccioccheddus, si scola della Uneddas, no. Chi è che su maestro che beni o venia a imparare poi Piccioccheddus o i scienziati che hanno cominciato a suonare e che poi appunto diventano suonatori. Noi su associazioni della UNEDAS su costituita parecchi anni fa e veniva su maestro di Santuidu, Sandro Vrau. Teniamo su Piccioccheddus bitticco di 8 anni, 7 anni, poi appunto diventano suonatori e se si chiedono appartenenti a questa tradizione. Poi commenti il gruppo folk, vogliamo tenere uno studio totale del ballo sardo, imparare a Spiccioccheddus in modo da comprendere questa musica e da dai puro. Ecco, sul gruppo folk, io domando a regia, si può piacere, devo rimandare che nessuna fotografia che tu hai donato, poi si vede biri, quando è questa, e te con zio Aurelio Borco sei, no? Fu di uno dei primi suonatori che veniva da Pidda a suonare. E questa ta festa è te Santa Sofia. Santa Sofia. E poi ne ho usata 7-8, mi pare, si da donato una custa. Questa è la prima sia del suo gruppo folk, questa fotografia è stata fatta in Santa Sofia. E c'è sempre il zio Aurelio Borco. Dunque, primo suonatore... Tonino, sempre sono da canna, questa zona nenguni si non si vestivano. Quando è che ti cominciavo proprio a ponni a su costao dei sonus de canna su sonetto, su fisarmonica? Quando è cominciato questo? In ordastra, sono de sozzastra. Ma quando esattamente non riuscivo. Però c'è da pensare che Zantoni Lara, grande maestro di Bidevuzzi, fu dal Remporio di Arzana. Isso fu nasce a Tertenia. Zantoni Lara proprio nasce a Tertenia. Dunque è una zona che i suonatori sono durati stati sempre. Non è certo, Bidevuzzi non è che sia atteso troppo, e dunque se i suonatori si spostano e sicuramente si è formata questo modo di ballare poco sicuro, perché tutti quanti suonatori si presentano. Su sonetto in Sardegna è stato arrivato negli ultimi anni del 800,
praticamente se si sprazzinano ogni luogo di Sardegna, dunque penso che in Gunipuro in questo anno. Sì, non sia una cosa recente, però i suonatori si trovano sempre stati e tant'è vero che finché sul modo di bardare assimila a me a sul modo di bardare che noi suonarao su Campidanese ahí ci può portare in cruz perché è una zona a mano a me, però da Simbilla da su ballo è sempre gusto cioè ballo sardo è sempre sempre ballo sardo dunque sa gente al primo che andava a bardare su ballo non è che si poneva su problema andava a bardare a ballo sardo, certo. No, e poi quando punta arrivata già in 800, a Savina su 700 e 800, cominciare ad arrivare i danze europee che hanno cominciato a alimentare feste e dunque i giochi del ballo e tutto in sé antidenta ha bisogno di cominciare a nominare su ballo sardo, per presto questa danza o altre cose che vanno arrivate da ora se noi facciamo su mancare meda come contraddanza e tutto. Dunque è cominciato un Gunis nel secolo XVIII e XIX a cominciare a fare tutta una nomenclatura del ballo. Però noi seriamo su noi per semplificare, Campidanese, no? Come te su ballo? C'è una cosa che ti piace da noi di questo ballo che sapete noi? Questa differenza di questo ballo di Ertenia? Non dici, questo che fate sì, è un ballo campidanese, dove usare ci può differenziare da questa parte ogliastrina, perché questo ballo ogliastrino è diverso. È un ballo serio, spicciocco venti sa sciampita che è una sorta di sfida tra uomini, si avvicina da me al ballo su Sarrabus. Va bene, iniziamo, domandavo a Francesco Boia, a Filomena Floris, Giuseppe Mereu con Dela Aresu, e se si nipoti in Tivesai, ci venite noi, e Santa Faibiri, grazie al sono de Ganna de Alessandro Cavizza, chiesti allievo di questa scuola e nasce una scuola di Sandro Frau, di questa scuola di Osatros, con il suo maestro Sandro Frau, e dunque se noi a ascoltare il suono di Ganna, ma per presto a bere i commenti, questo suono di Ganna diventa ballo, movimento, figura, intenzioni e tutto di vai vesta.
Eu vi moi questo ballo grazie a vosastrus e si potesse si olesi. Aici Tonino ma voglio dire moi quest'altra registrazione che ha fatto 2008, no, sempre su proprio il logo. Sì, sì, siamo più di. Ci pianta i ballatori de Voghesu e de Tertenia e Totto. E sono io sempre zio Aurelio Lai. Zio Aurelio Porco. Zio Aurelio Porco. E dunque, per piacere, se potete trasmettere quest'altro filmato, e ci bieso, e ho visto pago questo ballo noi dei giovani su de oi, e bieso 30 anni a oi, invece, si commenti piccante su basso. Io viento a vendi, sa proprio cosa qua, noi cambiamo nuda mi pare, no? Tonino e Luana. Pago cosa è cambiata, poco cosa. Poi ognuno dobbivi sa moda cosa sua, sul ballo giustamente. Sul ballo in praça. Il spasso mi pare che viene a gusto, su quali ogni tanti sommini si poteva da frodiggiare vago a fare un vago di festa in pruso. Ah no, Tonino. Beh, è interessante in me, assolutamente, devo a Pubiu, ma tanto il fatto è Piccioccheddu pure. Sì, Piccioccheddu pure, infatti. Sul fatto che appunto che cambia in su passo, quando su suonatori cambia sa picchiata. Questa è una cosa interessante in me, è ponoso, campitaneso, questa normalità, tu sei nunca se non resti manca per dare. Chi un ballatore non cambia a passo, quando su suonatori cambia, è uno che non ci va a dare. A Pubiu, che questi anziani, mi sta ricordato, dopo da Raguapi, badano bene su asse tresi che era un noso, lo fanti noi, lo fanti bene. Poi, sempre quando certo San Dettora, su asso d'orrao, c'è uno che lo fai in un modo un po' diverso, ma poi te porta che futi normali con sicuro. Cioè, su andamento in arrivo da su ballo, futi pressappoco uguali prodotti, ma ognuno tenia un modo cosa sua, insomma, lo personalizzato un pochetto, però sul modo di ballare è sempre gusto. Questo è un documento interessante e penso che non faccia da manco dovrà ripetere pure. No, invece Vestasa, domanda Andrea Locci, Vestasa in questa zona, ma Prusa Pascio pure, poteva andare questa zona adesso Zasta, su Sarrabo, tu a cercato di scattare cose de festa de cursa de Guaddu, festa de ballo in Biddepuzzu, in Santuidu, in Murere, tutta questa zona. Contasi una cosa a pizza su ballo, poi tenguri si battaglia, come te il logo, ore e ore de ballo come sì. Solo de canna o altre cose pure? No, fianta sono de canna, ma quando si arroscita sul suonatore de canna e incominciare sul suonatore de Zulitto e de tamburino. Se ho questionando di questa festa di San Priamo su Sarrabus, e noi ne festeggiamo delle tre comunità di Santuidu, de Biddepuzzu e de Murera. E in cui tutta questa gente veniva a festare su Santo. E Sangiu conta di questa festa che a posti di San Missa ci via da sa corsa dei guardi, che via si arriva da Salvardia, e poi cominciante il ballo. Il ballo cominciante a Meri e i giovani avranno battendo tutta la notte pure.
poco la punaga, quando si è riuscito un suonatore, dopo un'ora e mezzo, intanto cominciato un'altra a suonare un'altra parte e tutta questa gente convergia in Gunza a ballare. In circo? Sì, la gente via talmente in meda che su circo non basta più, quindi via circo a pizzo de su come ti circo. narraia da professor Bandino, tre pizzas ma e se ui sta ici, badaia meda sa gente, insomma, tornando adotto, tu tornau, meda se ueso su anti sempre traballau in Casteddu, antovettu attività, e tutto canto, ma possa vesta tornando sempre in Seui. Sempre, è una cosa sacra, sto grammo, può tornare, è una festa intenda di tutto Seuese, soprattutto questi punti vora, questi posti punti in Casteddu. Questa festa sto grammo è un ricordo, può un modo di unire questa gente, di tornare a avere dopo tempo, poi lavorando a vora, quando rientrando a voti gusto. Poi se aveste sto grammo, mi ricordo una cosa che mi barra da un pachetto, ci canta chiunque si va da su ballosato, lì a dimostrare che ha avuto uno per bravessato, soprattutto sommini. Sapevano magari sempre un passeggero tranquillo, sommini invece ci capava di florire. Addirittura mi ricordo che abbiamo dato un questo si alzermo da ricchi, si muoveva un bottiglione in conca, prende abba, badata con su bottiglione in conca, prende abba su ballosato. E guarda fino a florio. Dopo infatti i picciocchetti, a tenere 16-17 anni, su barriera spantato che questo uomo ci aveva da potere su bottiglione in conca, barrendo su ballosato. Al mezzo bravura, poi tornare a dimostrare, poi su ballosato vengono fatte dimostrazioni, di mostrare a sta gente sa bravura. E poi sono imparato su ballosato, viene potendo un contatto fisico con i spicciocca, poi a domanda una piccioca prima, fu difficile. Invece a sconzare scuse su ballosato, andare a casa Vaddai e con cui potevo nascere con una cosa. La gran maggior parte porta nasce a cale una cosa, poi un modo di si avvicinare, di poter toccare una piccioca pure, prima non fu facile, non è scommettere in moi. Però poi tornare a casa lui, tuttora che è tuttora, ancora la festa si è venuta in tenda, spotanoso partito, adesso il primo domenica di giugno, ogni agita ha dato una festa, e ogni agita ha venuti sempre di ballo su piazza. Poi tornare a Mancaienza da questo suono moderno, liscio, se altro suono, a Savini, sa piazza, si prende, quando vada su ballo sardo. Pare che no, eppure sa gente, è una cosa remota, si ricorda su ballo sardo, e sti nostro, è sardo, non so sardo, è d'un tendeoso. Deo un esempio che va a parte sul gruppo Volco, quando intendono suonatori, allora Deo mi piace tanto un suonatore bravo, poi da chi sa musica non mi guida e non mi piace, non mi piace mai cavardare, quando sa musica è bella, un bravo suonatore, d'antendi proprio spesso vuoti, non poteva. Ecco, in quando sta libertà di sommini, lasciate andare tutto problema, tutto spegno, in cui bada sommini, lasciate andare. Schesci di ogni cosa. Tonino Leoni, ma no, una cosa al piso di questa, quando a festanta, quando viene mancai all'Irgumeda, si vuole andare conca un'ampulla, una tassa, qualche cosa, ma voi fai bica viene brava, ma via certe cose de una o due persone, se viene certo. Particolari, se brava, sì, mancai. Cerca anche un'altra che si diventa spaziale, penso che vesti più che altro. Esiste anche una fotografia però di questa però questa cosa che scena. avanti, con s'ampulla in conca o sa tassa, beh, in Seui hanno che si può diventare proprio questa bottiglia, un bottiglione bino, sì. però questa cosa si porta da pensare come intesa approccio del suo corpo su ballo. Mascalmente in su ballo campidanese, poi si muove in meda i spesi, c'è tutto questo sanzu con i spunta dei spesi, mancai sgarroni si non toccano mai a terra, e fa tutto vrorigio su bello, ma dei zancas in su corpo invece è firmo. Questo Michele Pinogala che stonaia da dismotricità del suo corpo, dunque s'approccio con su movimento via diverso, sa parte de pizzo su del suo corpo è tutto via firmo, e dunque sa conca su zugo, tu spada s'avvienta tutto firmo su bedi bloccati. Invece sa cosa bella via da ca a rennesciante a movi spesi, scamba se ginucus, proprio facendo bi su vasso usato, però questa parte del suo corpo su firmo. E dunque ecco, mancai a tennis da San Conca, bolianai a rennesciante a frodigiai, certo. Però su corpo su a turaia firmo. E dunque si rispettanta proprio sul movimento del suo ballo sardo. E sta lì, o no? Beh sì, certo, è un esercizio di abilità, in italiano.
fadesu aici, domandausu a Beatrice Dessì, a Viola, con Lorenzo, babbo e figlia, si può dire accostai, ma domando pure a tu, di Boris, pago bonni noi, ci si vai bene come si frodigiata, sì. poi su ballo serio, però ne approfittavo su bere pure con Giovanni Dessì, commenti vadianta e sfrodigiata, dunque domando ai operatori di seguire i spesi di Giovanni e poi commenti vanti i altri baldatori, sa differenza su un altro, che tu scasti autoteduso. Povregeri Gian Vincenzo, ti tocca a suonare. Con piacere. Grazie a Gian Vincenzo Mereu e a amici su de Seui che hanno fatto bere su basso e dunque a Giovanni Dessì e tutti si può sta frorigiare poi teni su solido noi che tu ma non si allenava no? Devo essere su relogio e mi pare che a suo tempo si è spacciato però mi ha da piace a domandare poi se Rai questo attovio di oggi che io vivo cosa de sa zona di Sozzastra sa bravacia di Seul e tutto canto poi su tempo benidori cominciavo su de Vocheso
tanti Sebastian, poi su tempo venitore era diventare babbo, dunque già il gusto è una cosa bella. E te maschio o femmina che sei? Maschietteddo. Maschietteddo. Quando è che da nasci? Una gira? 15 disi, se c'è un cuni, ma Beh, poi non hai che si chiusa puntata di Arrastus di oggi, che andate in mano si dà regodaus. No, come ti associo invece? Si te che in un programma, poi posichiri, con i spicciocchetti, con i festas, con qualcosa che tenesi in conca. Come associazione, noi stiamo seguendo un mini folk, come annavo prima Luana. A oggi ne uso 35-40 picciocchetti, non tutti gli seguire, però ponoso è questo che si serve di provare a tramandare. Come associazioni, io sono sempre attivo su 40 anni su 2026. Non ci sono nasce, per me è parte della vita sul gruppo Volker. E questo che tengo io, preferisco a mia da pragi a lasciare a qualcun altro e tutto non. E questo gruppo serve dai gusti, insomma. Bene. In Seui tenete qualcuna cosa in su Galascio, in Savingiada, che sta coendo? No, io so cercare di portare innanzi, tanti i ultimi sei uno con Lorenzo, che tornai il più anziano del suo gruppo. Il problema di questa vita è il spopolamento. Per cui tradizioni, sa cultura sarda, bene di questa vita. Poi come te poi tornare che spopolando sia, a bella bello andai a perdere questa cosa pure, che è un vero peccato. Per cui io faccio giustamente una richiesta ai nostri politici nostri che incentivi in questa zona interna potrai a creare e a poter queste tradizioni che punti meda importanti, che è una ricchezza che secondo me è sottovalutata troppo. Luana? Noi pure sicuramente portato avanti ancora queste tradizioni, grazie a vincere su mini folk, che si porta da picciocchetti già pronto, una cosa che scinti già a dai. E poi vogliamo un'altra cosa pure. Come il gruppo degli astrinus, per schietro di sa, gli astra, non va più bascia, se con perdas de vogo, l'ozzorai, tortolì, e cercando di creare più gruppo, se usi in cerca di esibire tra gruppi, poi potrà mandare questa tradizione a spicciocchi più giovani. Il ballo che avevi usato si assimilano a questo de Voghesu, a questo de Barissardo, no, de Dottolì e tutto. Punti simili, sì. Andà bene. E beh, questa cosa ad nasce un assozio, noi usciamo del gruppo su... Sì, sì, già ictus, fusti di ser gruppo, poi fai conoscere altri spicciocchi su vince le tradizioni delle altre vite. Bene. Andrea Loci, tu se fendi un altro, dopo un folklore in Sardegna, ne se fendi un altro o se fendi? Ne sto scrivendo un altro, siamo a metà del percorso. È un ragionamento che viene in considerazione sul cambiamento che è in atto nel gruppo Fox, no? E quindi questione di gusto è a intervistare le persone che hanno contribuito a questo cambiamento. Un cambiamento non scelto dal suo punto di vista folcloristico, ma pure dal suo punto di vista sociale, no? È cambiata una cosa fondamentale, secondo me. Prima non ci via la condivisione, poi c'è meta condivisione. Questo ha detto spot a meta giovani che vogliono uscire dai brusi e poi usufruire delle cose che ho fatto noi in quest'anno. Andà a pensare, quando vieni, quando vedete un'altra trasmissione, siete convitati a questionare. Toni, tu sei tutta la vita impegnato in cicca, in cose, hai scritto un montone di cose, a pizza sa mazzaia, a pizza sa 300, marmita e tutto canto, ma una cosa che a tenis in moi, se si organizzando una associazione, un traballo no, i testi si impegnano cosa tua per su tempo benitore. Beh, fizzicando come tantinao, si voterà su un paese, strantagio, sicuramente studenti questa passione per fare queste cose non ti abbandonata. Questa è la base di tutto, che non tiene questa passione, non è a di oggi, secondo me, è il vecchio gusto che si può avere da
impei tutto questo, perché le esigenze de vai, tutte queste cose non c'è più, è più una abilità, cioè ci sono tante altre cose, sul mondo è talmente cambiato che non può dire, però chi uno si appassiona a fare queste cose, non c'è altra, cioè sì che deve andare innanzi, mancare con difficoltà, tutte queste cose, però sì che deve andare innanzi. Noi, l'ultima cosa che abbiamo fatto, che è una cosa interessante in me, penso che deve essere fra poco questa pubblicazione nuova di un amico di Bidasorresi, è una cosa proprio straordinaria perché presenta da tutta una serie di documenti che finché sei noi non fanno stato pubblicato. E quindi sì, è una cosa interessante in me, proprio da tutto scontrato che si fa diventare con i suonatori, che si parte addirittura dal 1685 fino al primo del 1900, insomma. Questa è l'ultima cosa che ha provato. Quando ti presentai, sei convita a me, mi fa piacere uscire di questa cosa. Anda bene. Volevo una cosa... Cristiano, tu de senti scuola se vuoi arrivare a 10? No, de vago guru. No, Andrea ha un voedo importante, condivisioni. Poi senza questo voedo non si andrà innanzi. E volevo fare un esempio proprio in Sabarbagia Seul, in Sterzili, che vi ha fatto uno studio umano di Tonio Farris, che oggi non c'è preso, con Samulleri. Questo studio è stato donato a questa comunità di Sterzili, che qualcuno chi vuole vuole andare in questa biblioteca Sterzili a cercare questo studio. Beh, una cosa importante, mera. Bene, grazie a Cristiano. Devo ringraziare a Alessandro Cabizza che con il sono su De Ganna ad accompagnato su scoppia de Dertenia, grazie a Gian Vincenzo Mereo che ha suonato 2 volte, ha fatto straordinario con Seui Foghesu, e dunque grazie a Bosatro, tutte scoppie, che ha Puntivegna, a chi ha traballato in questa puntata de Arrastos de Oi, e Sattobio e poi Sacira chi bene, si va a pregere questo argomento del ballo, del sfaina scavadeus, con su ballo e totto, si va a pregere, se uso noi, questo bello apposento, questo bello studio, grazie a Produzioni Sardegna, grazie a bando regionali di imprentas, che si permette, si dona una bella mano di aiuto per organizzare tutta questa bella macchina, per si portare a domo le cose delle tradizioni nostre. Grazie a tutti. Questa veina è stata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22.